cavolo che facevano, quindi che hanno fatto un po', hanno arricchito quella che è la tradizione, quello che poi è anche il repertorio vostro, perché alla fine comunque c'era sicuramente un dialogo fra di voi maestri, insomma, vi scambiavate l'informazione. Infatti si andavano nelle cantine, poi c'era uno che sapeva cantare, sai, uno che sapeva cantare, poi si metteva di vino, poi si narrava un po'. Il discorso è cos'è? Mi dispiace che non possono sentire il profumo che stiamo sentendo noi di casa. Mamma mia, guarda il pesce, guarda lì. Guarda che bella roba. Facci una bella fototeria. Andrea, ma che non è mezzo chilo? Madonna, guarda qua. La vaschetta è mezzo chilo. Vedi, questa, come si dice? Questa è la Sicilia, vedi? Si dice, guarda qua. Questi bei posti. Pesce da mangiare. Questo conta. Tutto pesce fresco, È tutta roba fresca qua, Arrivano qua la mattina i pescherecci e già sono loro abbinati che per prendere il pesce, cioè lavorano solo per questo operato. Ok, stoppa. Bene, siamo qua con il maestro Irmino Raffaele e con il maestro Bruno Aglieco, due depositari della tradizione italiana, in questo caso di Siracusa, e siamo qua in questa bellissima area, ma insomma lasciamo la parola a due grandi maestri che ci addentrano all'interno di questa tradizione di coltello. Maestro, prego. Il Porto Grande di Siracusa, perché Siracusa ha anche una posizioni. Anticamente si chiamava la posizione La posizione della sottopuntata. Cioè praticamente era una posizione di quarti nella tirata cavalleresca. Chiaro. Tirata cavalleresca, e questa è una posizione di quarti. Vede la mano per sparare se può essere che l'avversario attaccava di gamba. E questa è una posizione di quarti. E di qua io posso andare o indietro attaccando, sempre indietro parando, oppure attaccando fino avanti. Questa è una posizione di pausa. Cosa vuol dire posizione di pausa? Vuol dire che io posso avendo il peso del corpo con questa gamba, io posso attaccare da destra a sinistra se avevo 10 anni, ricordo con precisione che avevo ultimamente, ho assistito a una lite fra due personaggi. Fra due personaggi, quando così si usava, non si usava quando con i mobili, però si dava appuntamento che se vengo a mezzanotte ti vengo a trovare sul flusso, io tutto qui a mezzanotte una volta, tu uscivi e andavate in un luogo appartato. Facciamo vedere i due maestri, maestro Irmino Raffaele, maestro Bruno Aglieco, ci faranno vedere i passi della scuola del maestro Irmino. Signori, come si dice? Io devo dire a voi. Prego.
io che posso dire? Vi posso ringraziare. Grazie di cuore maestri, perché questo è veramente un onore bellissimo, in questo scenario bellissimo, con due depositari di questa tradizione. E l'ultima cosa che vi chiedo è: che programmi avete per il futuro? Cioè, come possiamo incentivare i giovani ad avvicinarci? Adesso guardi pure la telecamera. Infatti noi abbiamo instaurato una palestra dove portare avanti questa nostra bellissima arte. Chiaro. Che non è... fare conoscere la nostra tradizione e la nostra storia. Chiaro. Ma cosa possiamo dire ai giovani che vogliono, che hanno interesse su questa tradizione, ma che magari ancora hanno un po' di paura ad avvicinarci a questa tradizione? Perché quando si parla di coltello, la mente viene subito legata ai criminali. Spieghiamo perché non è così adesso. Perché debbono capire che adesso, con i tempi che ci sono, questo qua è solo la nostra tradizione, la nostra cultura, quindi è storia. Chiaro. Adesso, oggi come oggi, i tempi che ci sono, ormai si usa la pistola, si usa il bazooka, si usa la qualsiasi, quindi debbono capire sia mamme, sia papà, sia tutti, che questo qua è storia, è passione, è cultura, come la vogliamo chiamare, cultura, è tutto quello che ci possa essere, poi è nostro, soprattutto è nostro, è siciliano. Chiaro. Quindi cosa possiamo dire ai giovani? Anche se il coltello si fa ovunque parte del mondo. Cosa possiamo dire quindi, maestri, ai giovani? Avvicinatevi e vedrete quello che è l'arte del coltello. Bene, allora a questo punto io ringrazio ancora nuovamente il maestro Irmino Raffaele e il maestro Bruno Aglieco per la grandissima opportunità e per l'ospitalità che è degna proprio di questo popolo, ricco di cultura, di tradizione e veramente di umiltà. Posso dire che sono veramente due cavalieri d'umiltà. Grazie ancora, e avremo modo poi nel tempo di vedere così altre aree, toccare altre zone, vedere altre situazioni. Bene, e come non posso chiudere almeno toccando l'acqua della Sicilia. Signori,